se prendiamo due particelle e le separiamo a qualsiasi distanza, dovrebbero essere connessi. Negli anni 60, mi sembra, viene Bill, un fisico, e dà una teoria che dà la prova che effettivamente questo è possibile, e poi dopo questo vengono fatti centinaia di volte questi esperimenti che dimostrano che se prendiamo due particelle nate nello stesso evento, un acceleratore, per esempio acceleratore delle particelle, e vengono separati a qualsiasi distanza, non importa la distanza, queste due particelle rimangono connesse insieme. Ogni volta che cambiamo lo spin di una, l'altra cambia ad una velocità superiore a quella della luce. Quindi sono istantanei. Sono istantanei. Anche se fra di loro c'è 50 km e fisicamente non c'è nessun mezzo che le connette, dice: ma come possono sentire uno l'altra? Ma questo è esattamente il principio dell'ammiccamento e del settimo senso. Perché? Come posso pensare, come posso percepire una persona, il medico mi chiama, dice: vieni subito perché abbiamo un infarto acuto con un stato di shock. Mentre lui mi parla, io controllo il paziente attraverso il medico. Non ho visto il paziente, io ho il telefono. E io dico a lui: guarda che non ha nessun infarto. Ma cosa dice? Vieni a vedere l'elettrocardiogramma. Dico: non ti preoccupare, vengo. Ma non ha infarto. Perché lui non ha infarto ma ha dissezione dell'aorta. Dico: ha una dissezione dell'aorta. Dice: ma come? Dove? Vado a cercare io dei segnali di dissezione dell'aorta e non trovo nemmeno io. Non vedo i segnali di dissezione dell'aorta fisicamente. Comunque ho deciso di fare una ecografia esofagiale attraverso l'esofago. Facciamo l'ecografia e vediamo la dissezione dell'aorta. In 3 ore questo paziente era operato. La mortalità di questi pazienti è più di 90%. Io ho avuto altri casi che non sono riuscito a convincere il medico. Non il medico, il sistema, perché c'è il chirurgo, c'è il radiologo, c'è questo, perché è un sistema, tutto un sistema. Quindi dice: ma come si può sentire il paziente che non l'hai visto? Un altro caso, mi chiamano la cerca persona, ero in mensa dell'ospedale, ti chiama col numero. Dico: qual è questo numero? Non è il reparto, non è la sala angiografica, cosa può essere? La camera d'emergenza. E se mi chiamano la camera d'emergenza, cosa c'è normalmente? Un infarto. Lo faccio in maniera molto razionale, logica, no? Vediamo un po', io visualizzo una persona per vedere e vedo se c'è un blocco nel quarto. Metto la mano attorno al cuore e vedo che ammicca nella parte inferiore del cuore, dando la risposta che una persona che ha infarto nella parte inferiore del suo cuore. Dico: interessante se un maschio o una femmina. Dico: se un maschio calvo non ammicca, se non è calvo ammicca. Arrivo alla conclusione in mensa che c'è un uomo nella sala d'emergenza con l'infarto inferiore è calvo. Vado alla sala d'emergenza, dico: dove è il signore con l'infarto inferiore? Mi guarda il medico così, dice: ti hanno detto? Dico: sì, mi hanno detto. Non importa chi, qualcuno mi ha detto. Guardo il paziente calvo, guardo l'elettrocardiogramma e infarto inferiore. E non avevo nessuna referenza a questa persona. Per dirvi che quando possiamo usare la parte logica e su questa aprire la strada per l'intuizione. Però bisogna credere in noi stessi, perché se dico: non è possibile, certamente non lo posso fare. Se limito la mia immaginazione, la mia possibilità, non posso fare tutto questo lavoro. Cioè, no, non è possibile. Certo, se non è possibile non si fa. Questo ci permette di capire
che siamo connesse, facciamo